God Save the Wine, torniamo a Roma, a noi questa città piace sempre di più e piace portare avanti il grande vino, il bel vino in questa città, che ama il Chianti classico, ama la Toscana, ma c'è un rapporto un po' conflittuale negli ultimi anni. Francesco, raccontaci com'è andato la riapertura, quindi i mercati, le degustazioni, anche le vendite, ecco, insomma, perché aprire a giugno per la Toscana, che è una terra di rossi, non è proprio il massimo, se uno avesse dovuto scegliere. No, infatti, buonasera a tutti. Ecco, sicuramente la risposta giusta è proprio una riapertura a macchia di leopardo, insomma, veramente dalle mille sfaccettature diverse, perché per quanto riguarda il mercato italiano, sicuramente una riapertura a giugno non ha aiutato un'azienda come appunto noi, che siamo 80%, 90% dedicata a Rossi. C'è sicuramente grande fermento, grande voglia di ripartenza, siamo in linea, ecco, con lo scorso anno, dove invece i primi 2 mesi erano stati 2 mesi molto importanti in termini di vendite. Lato opposto e tutt'altra faccia è l'estero, invece l'estero ha continuato comunque a sorreggere sicuramente su tutto il 2020 ed è partito nel 2021 con una spinta ed uno slancio veramente importante, con alcuni mercati, soprattutto lato asiatico, che per qualche motivo sono riusciti a limitare un pochino di più la pandemia durante tutto lo scorso anno, e quindi oggi si trovano in un momento dove sono un pochino più avanti rispetto a noi in termini di socialità e vita quotidiana, per così dire, e quindi ecco, l'estero molto bene, l'Italia ancora giustamente per tutte le restrizioni fatica, però siamo molto positivi per la seconda parte dell'anno. Quindi seconda parte dell'anno dove c'è ancora, immagino, pochissime bottiglie di Brunello 2016, Bolgheri che non si fa il tempo a imbottigliarlo, Chianti classico che, ricordiamo, sono state appena varate le UGA, cioè unità geografiche aggiuntive, quindi avremo un vostro vino con, immagino, scritto Castelnuovo Berardenga, immagino sarà grigio gran selezione? Sì, o il Poggio Rosso, esatto. Da valutare. Quindi questa piccola anteprima su quello che succederà, però nel bicchiere abbiamo il Brunello che è praticamente finito nel 2016 e quindi è stato un grande successo, soprattutto chi è che ha amato tantissimo sto vino. Allora, si deve dire che in generale, un po' come tutti gli anni, per noi Campo Giovanni è veramente una chicca all'interno della produzione di San Felice. Sono 14 ettari dedicati a Brunello, però dei quasi 200 di tutto il palcoscenico San Felice è sicuramente una quantità limitata. In un'annata forte come la 2016 abbiamo dovuto comunque seguire, nonostante il periodo, le vendite, e sono state veramente ben distribuite in tutto il mondo proprio, non ci sono state aree, ovviamente i macropoli, quindi Italia nonostante tutto sta rispondendo bene anche come prenotazioni sulla seconda parte dell'anno, Stati Uniti molto bene, e lato asiatico, Corea molto interessante. Se volete ritrovare Brunello, viaggiate nell'est e Corea, state sicuro. Grazie mille Francesco, buona estate.